Ciao, benvenuto. Oggi sono sulle Alpi Giulie, siamo venuti in Valdogna e praticamente saliremo al fronte, ovvero saliremo attraverso il sentiero 649, andremo a fare il sentiero Battaglioni Gemona, un sentiero di guerra che appunto percorre il vecchio confine tra Italia e Impero Austro-Ungarico del 1915. Allo scoppio della guerra il confine è stato fortificato e oggi sono state recuperate un po' di opere sia qui lungo la Valdogna ma soprattutto sopra dove passava il confine. Faremo tutto un percorso in cresta, è un percorso attrezzato, poi quando arriveremo al ricovero Battaglione Gemona vedremo se proseguire fino sullo Jof di Miedzeniot, che era un punto d'appostamento molto importante per l'esercito italiano in quanto dominava tutta la retrostante Val Saisera. La giornata è splendida, al pomeriggio dovrebbe un po' guastarsi il tempo, ma dovremmo riuscire a fare tutto il giro senza problemi. Adesso ripartiamo e ci sentiamo dopo. Allora, attraverso il 648 in un'oretta siamo arrivati al primo bivio, dopo noi andremo verso il monte Piper e poi al ricovero Battaglione Gemona. Da questa parte si sale al monte Due Pizzi e anche questa zona ci sono fortificazioni, già qua sotto c'è probabilmente un vecchio baraccamento. Dopo là sopra c'è il ricovero Bernardinis e il monte Due Pizzi, poi c'è un pezzo di Cengia dove ci sono anche due escursionisti e si può fare un anellino anche qui, ma per oggi andremo dall'altra parte. Allora, siamo arrivati sul monte Piper o Piper in inglese e adesso andremo in quella direzione verso lo Jof di Miedzeniot e adesso dovrebbe iniziare il tratto attrezzato. Quindi siamo sulla linea di confine, sulla vecchia linea di confine. Da questa parte c'erano gli italiani, qui sulla cima anche ci sono state un po' di battaglie. Gli italiani hanno conquistato queste cime e sono rimasti praticamente su queste cime per i successivi 3 anni fino a Caporetto. Questa qui davanti è la Val Saisera, lì sotto si vede il rifugio, un pezzo del tetto del rifugio greco e qua ci sono un po' tutte le Alpi Giulie e il Montasio, il re delle Giulie, e poi la Valdogna da questa parte.
Allora, video rapido che ovviamente siamo arrivati in cima e inizia a piovere. Questa è la cima dello Yof di Miazegnot, cima che è stata conquistata dagli italiani e poi è rimasta italiana per tutto il tempo della guerra ed era un punto di osservazione fondamentale, in quanto è possibile, dalla cima si domina interamente la Val Canale, il Canal del Ferro e Tarvisio fino all'Austria. In lontananza laggiù si vede un lago, credo sia il Wörthersee Felden, quindi si vede molto bene, per cui puoi capire l'importanza di aver conquistato questo punto. Anche qui ci sono un paio di fortificazioni e quello che hai visto poco fa è l'ex villaggio dell'esercito, ci stavano i soldati e adesso c'è il ricovero dedicato al battaglione Gemona. Da questa parte ci sono tutto il gruppo del Montasio, che era Italia al tempo di guerra. Di là c'è la Valdogna, da dove siamo arrivati, mentre da questa parte c'è il Canal del Ferro con Tarvisio laggiù in fondo. Qua c'è anche il villaggio del Lussari e poi laggiù, quello là è un lago e vista la grandezza credo sia il Wörthersee in Austria. Da questa parte invece al borghetto Valbruna e giù fino in fondo a Tolmezzo. Adesso c'è il diluvio e mi sa che torniamo giù abbastanza rapidamente. Allora, giro concluso, siamo scappati dalla cima perché pioveva e siamo tornati giù in bomba e adesso si è calmato tutto, ovviamente si sta riaprendo e quindi vabbè, è andata così. Allora, giro bello, interessante per gli aspetti storici, è bellino anche il pezzo attrezzato, non è niente di difficile, si può portare l'imbrago, ci sono i cavi, però non è mai troppo esposto, ci sono i fittoni, quindi non c'è nessun problema. È molto bello anche il bivacco, ristrutturato, c'erano anche due probabilmente volontari che stavano lavorando e poi abbiamo incontrato delle altre persone. Bene, allora spero che il giro ti sia piaciuto. Prima di salutarti vorrei salutare un signore che mi ha riconosciuto su al bivacco, io però mi sono dimenticato di chiedergli il nome, quindi Mandi. E invece io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Grazie ancora, ciao!